Eccoci tornati in diretta con Ore 7 e parlavamo del vaccino, dell'effetto domino su AstraZeneca, sulle sospensioni in Europa per precauzioni dopo i casi di trombosi e morti dubbie. Guardiamo questa cartina che avevamo fatto vedere anche prima del Messaggero Veneto, dove ci sono le zone dove ci sono stati sospesi alcuni lotti, si evidenzia soprattutto l'Italia, la Francia o la Spagna, però ci sono delle zone bianche. La prima che ci viene in mente è quella del Regno Unito, dove non è stato sospeso AstraZeneca, si continua ad andare avanti, addirittura l'11 milioni le dosi che sono già state somministrate, un balzo in avanti incredibile rispetto, se si pensa alla Germania che è al secondo posto all'Italia con 1 milione invece di dosi somministrate. E allora parliamo direttamente con una nostra corregionale all'estero, esattamente Federica Merlach, per il Focolare Furlan, eccola qua, collegata con noi, che si trova in Inghilterra. Buongiorno Federica. Buongiorno, buongiorno. Allora, Sì, qui si stanno. Dicevamo che queste dosi di AstraZeneca, se non sbaglio, vanno avanti tranquillamente in Inghilterra e addirittura si sta somministrando tantissime dosi, non solo di AstraZeneca ma anche di Sì, altro. sì, usano il Pfizer e AstraZeneca. Praticamente a metà aprile sarà offerta la prima dose a 32.000 persone. Adesso stanno facendo la fascia dai 50 in su, calcolano che da luglio praticamente la vaccinazione sarà somministrata a quasi tutta la popolazione. Ecco, questo come funziona esattamente? Va per fasce in Inghilterra tutto Va questo? per fasce, sì. Adesso stanno facendo la fascia da 50 in su, poi chi lavora nelle case di riposo, anche le babysitter, persone vulnerabili con patologie. La Eh, fase 2 incomincerà da metà aprile e sarà effettuata la prima dose entro fine luglio. Inizierà la fase da 40 anni fino ai 20. Ecco, qua c'è una vera e propria, adesso si è scatenata un po' di psicosi, paura, gente che rifiuta i vaccini, prenotazioni che prima erano state fatte e poi adesso invece vengono annullate. Lì invece si va avanti proprio a marcia spedita. Si va avanti a marcia spedita, sì, esattamente, anche perché non ne parlano. Non, sì. Non si discute insomma di questo tipo di problema. È un merito No, è un merito di Boris Johnson in questo caso, secondo lei? ma hanno confermato che non c'è nessuna correlazione no. Allora, quello che volevo sapere invece è, al di là dei vaccini, però questo è un paese che ha deciso di fare un lockdown abbastanza duro. Ci sono stati Sì, tantissimi sì. contagi, ecco. Ci può raccontare un po' che cosa è accaduto da dicembre in poi? Sì, siamo praticamente in lockdown da novembre. Avevamo aperto il 5 novembre e poi in dicembre, il 20 dicembre, abbiamo chiuso da un giorno all'altro, venerdì. Il venerdì Boris ha fatto il discorso e da un giorno all'altro abbiamo chiuso tutto di nuovo in lockdown per via di questa variante inglese. Ed è un lockdown veramente lungo perché praticamente siamo in lockdown da 5 mesi. Adesso il Boris Johnson ha fatto una roadmap per uscire fuori dal lockdown. E la prima fase è stata l'8 marzo che hanno aperto le scuole. E il 29 marzo ci sarà la regola che praticamente ci si può incontrare con 6 persone o con due nuclei, massimo due nuclei familiari. Ci sarà la seconda fase che praticamente il 12 aprile apriranno, quindi apriranno negozi di abbigliamento, libreria, palestre, piscine, i pub, ristoranti, però solo quelli che possono servire all'esterno, nei giardini, parrucchieri, estetiste.
Nella fase 3, il 17 maggio, apriranno i restanti pub e ristoranti, quelli che possono servire all'interno. Quindi Eh, diciamo un lockdown molto molto duro rispetto a tutto quello che avete vissuto durante l'anno, cioè mai così tanto duro praticamente, perché è durato 4 mesi, sì, anche le scuole per esempio si sì, sono fermate 3 mesi, la didattica è rimasta a distanza per tutti sì, questi 3 mesi. sì, hanno aperto l'8 marzo, sì. Sì, è stato veramente un lockdown duro e qui siamo, anche se comunque possiamo uscire di casa per camminare, non abbiamo l'obbligo della mascherina. La mascherina la dobbiamo usare, è obbligo solamente nei supermercati, nei posti chiusi in metropolitana. Insomma, Eh, come la vivete a livello psicologico questa clausura, chiamiamola così, così Giuro. lunga? Come la vivete? Siamo veramente tutti esausti. Sì, per quanto comunque abbiamo la libertà di camminare, se ci sono delle belle giornate, comunque la gente, ecco, vedo che questa è la parte di Greenwich e c'è sempre un sacco di gente, se c'è una bella giornata la gente esce. E fortuna abbiamo la libertà, non ho mai visto tanti controlli. Adesso il 21 giugno, poi la fase finale, calcolano che apriranno proprio tutto, discoteche, teatri, cinema, festival, e non ci saranno più le restrizioni sociali. Ecco, quindi c'è già, come lei ha già detto, c'è una roadmap, già si pensa a discoteche, anche perché Sì, questo a giugno coincide praticamente quasi con l'immunizzazione di gregge, come lei ha spiegato prima, a luglio si pensa di finire tutto con i vaccini, cosa che invece anche qua sì, dovremmo finire a settembre, ma dopo questo blocco di AstraZeneca chissà cosa potrebbe accadere. cadere. Le chiedo l'ultima cosa, come stanno aiutando le aziende in questo caso, i lavoratori, visto che c'è questo blocco ormai prolungato da dicembre? Sì, praticamente sì, io sono pagata al 100%, il governo aiuta l'azienda a pagare l'80% al dipendente e poi il datore di lavoro può scegliere se pagare il restante 20%, fare un top-up. Io sono tra quelle che per fortuna il mio datore di lavoro comunque ha scelto di pagarmi il restante 20% e quindi sì, hanno aiutato moltissimo le aziende, hanno veramente aiutato tanto, hanno aiutato anche le scuole hanno stanziato un fondo di 300 milioni di sterline per aiutare comunque con lezioni private, il sistema scolastico, hanno aiutato tantissimo. Va bene, grazie. Allora io la ringrazio per questa, Merlach, per questa sua testimonianza che ci arriva Prego. direttamente dall'Inghilterra. La ringraziamo doppiamente perché l'abbiamo svegliata prima. Noi qua siamo alle 8 del mattino e lì sono le 7, C'è ricordiamo, un'ora orario di indietro. Greenwich. Però Sì, è stato importante per noi questa sua testimonianza, ci ha dato veramente, è un'esperta insomma, possiamo dire adesso dell'Inghilterra, ci ha dato notizie che magari non potevamo sapere, insomma, se non dalla viva testimonianza, la sua in questo caso. Grazie mille. prego. Grazie a voi. Ciao, buona giornata.